Ormai la politica e ovviamente le prossime amministrative sono quasi gli unici argomenti di queste ultime settimane. Oggi a prendere la parola, anzi a replicare ad uno dei candidati sindaco di Agrigento, Giuseppe Arnone, è il segretario di Sinistra Ecologia e Libertà Lillo Miccichè, a proposito della lista Agrigento Bene Comune, di cui tra l'altro il suo partito è parte integrante. Per Lillo Miccichè, così come detto da Arnone, la coalizione non va divisa in buoni e cattivi. E poi ammonisce lo stesso Arnone per averlo definito come un pericoloso estremista sconfitto alle primarie dal moderatismo di Amel e Carta. Se i miei alleati non hanno risposto ad Arnone, sicuramente, spiega Miccichè, non lo hanno fatto per evitare di apparire polemici e, vista la loro delicata posizione, per evitare di inquinare il buon risultato delle primarie, correttezza questa che non può essere scambiata per condivisione. Miccichè ribadisce la propria volontà a non alimentare polemiche di tipo personale, ma aggiunge: sul piano politico le cose cambiano, perché non è più necessario che mostri la sua identità, come gli avevo chiesto alcune settimane fa, dato che con i suoi interventi sul canone dell'acqua e gli ultimi 2 interventi sulla vicenda Terravecchia ha dimostrato pubblicamente verso quali lidi sono approdati i suoi orizzonti politici. E intanto è da registrare anche il commento dell'esponente del PD Angelo Capodicasa all'annunciato passo indietro dell'avvocato Nicola Grillo. Provo enorme delusione e rammarico, dice, per la decisione di Grillo, ma sento il dovere morale di spezzare una lancia a favore di Roberto Di Mauro, in quanto, prosegue, se la candidatura non è andata a buon fine, le colpe non vanno addebitate solo a Di Mauro, ma anche a me, poiché i nostri rispettivi partiti non hanno accettato una convergenza in favore del PDL. PDL che intanto, così come annunciato dal coordinatore provinciale Nino Bosco, sabato prossimo 17 marzo al Dioscuri by Palace ha convocato il direttivo provinciale, passando dunque al contrattacco per scegliere il candidato più idoneo da far correre alle prossime amministrative per aggiudicarsi la poltrona di sindaco di Agrigento.